1, 2, 3, 4. Reginetta della Canzone è un festival canoro ideato dall'impresario talent scout Giancarlo Conte ed è stato presentato per la prima volta al Carnevale di Viareggio nel 1957. È un festival riservato solo ad aspiranti cantanti di sesso femminile di un'età compresa tra i 14 e i 35 anni ed è finalizzato a valorizzare il talento e l'eleganza e la bellezza femminile nel canto. In riferimento ai festival canori italiani, a quanto risulta da una ricerca fatta online, Reginetta della Canzone è quello con maggiori edizioni all'attivo dopo il Festival di Sanremo. Sul palcoscenico della finale nazionale nel corso degli anni si sono succedute ed imposte grandi artiste quali Mina, Iva Zanicchi, Orietta Berti e poi ancora Vilma De Angelis, Lara St. Paul, Rosanna Fratello, Caterina Caselli e tante altre. Le precedenti edizioni poi furono presentate anche da nomi importanti dello spettacolo, tra i quali i grandissimi sempreverdi Pippo Baudo, Mike Bongiorno e poi l'indimenticato Alighiero Noschese e così pure Corrado Mantoni e Lucio Flauto e poi Daniele Coiombi e tantissimi altri. Mentre le ultime edizioni sono state presentate dal sottoscritto Luca Veneziano in qualità di direttore nazionale, nuovo patron del Festival Reginetta della Canzone, nonché direttore artistico dell'Associazione Titanus, che poi detiene i diritti di organizzazione e promozione del marchio registrato Reginetta della Canzone. Il festival ha continuità annuale, non è finalizzato a scopi di lucro, è operativo su tutto il territorio nazionale, prevede una prima fase di selezione itinerante su tutto il territorio, una fase finale e poi il successivo Royal Tour. L'iscrizione al Festival Reginetta della Canzone è, come lo è sempre stato, d'altronde, completamente gratuita. L'associazione Titanus, che fino ad ora ha già organizzato oltre 100 tappe di selezione in tutta Italia di questo singolare festival in rosa, anche per questa edizione è delegata a produrre gratuitamente su tutto il territorio nazionale l'evento che verrà organizzato nei migliori locali, nei teatri, nelle piazze e nelle location più importanti ed esclusive. Ha uno spettacolo davvero fantastico che propone tra l'altro le più belle canzoni nazionali ed internazionali della storia del pop. A seconda delle singole situazioni, poi le serate potranno anche essere integrate da eventi straordinari come Fashion Style e Prince on Stage, che apriranno il palcoscenico anche a modelle, cantanti, cantautori, musicisti, DJ, vocalist e poi ancora danzatori, animatori, attori, gruppi musicali. Ci divertiremo con i comici e i cabarettisti e poi anche i maghi, e vogliamo metterci dentro anche artisti circensi e tutti coloro che orbitano nel mondo dell'arte e dello spettacolo, naturalmente iscritti all'associazione Titanus, con il preciso scopo di valorizzarne le capacità artistiche e di dare visibilità sul piano nazionale a questi artisti emergenti di talento che si impegnano con il loro lavoro e preparazione. Le ultime news sul Festival Reginetta della Canzone, unitamente al regolamento, al calendario delle serate, nonché alla loro dislocazione sul territorio, si possono trovare sul sito ufficiale www.titanustv.it, dove sarà possibile leggere gli articoli e vedere le foto delle serate svolte.